Secondo successo consecutivo per la Savino del Bene Scandicci, che dopo essersi imposta a Perugia nello scorso weekend ha avuto la forza di vincere anche la gara di questa domenica contro la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta. Secondo successo per 3-0 nella stagione di Scandicci, che contro la Caserta di Cuccarini torna alla vittoria da 3 punti davanti al proprio pubblico, come era successo fino ad ora solamente contro le cugine del Bisonte. Successo 3-0 per la Savino del Bene dunque, ma il risultato finale non racconta una battaglia che per almeno un 7,5 è stata ad armi pari. Nella prima frazione infatti Scandicci si è imposta 28-26, rimontando da almeno 3 in un set che sembrava poter finire in favore della Caserta di coach Cuccarini. La squadra campana ha poi giocato alla pari con Scandicci fino al 13-14 del secondo set, quando uno scontro fortuito tra il ginocchio di Simon e la testa di Aurea Cruz ha fatto fuori dalla gara quest'ultima. Con l'uscita dal campo della propria capitana, trasportata in ambulanza all'ospedale per dei controlli, Caserta ha incontrato maggiori difficoltà in attacco, difesa e ricezione e la Savino del Bene ha così fatto sua la seconda frazione con il 25-23 firmato da una Pietrini eletta MVP a fine partita. La Savino del Bene ha poi vinto in scioltezza il terzo set, aggiudicandosi per 25-13 la frazione e per 3-7-0 una gara che proietta la formazione scandiccese al quinto posto in classifica con 19 punti. Rimane invece ferma al penultimo posto una Caserta che ha raccolto sinora 8 punti in classifica. Terzo successo da 3 punti nella stagione di Scandicci e grande iniezione di fiducia per la squadra di coach Mencarelli, che prima di affrontare Brescia in campionato dovrà tornare in campo a Siena il prossimo 18 dicembre, quando per il terzo turno di CEV Champions League affronterà Maribor. La Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta dovrà invece concentrarsi per il match salvezza di domenica prossima contro Cuneo.